Bentornati in studio per la terza ed ultima parte di questa puntata dedicata al mondo del no profit e della solidarietà. Con noi in studio il professor Giorgio Mion, professore di economia aziendale all'Università di Verona, che ha seguito ovviamente il dibattito, l'incontro che ci ha preceduto. Professore, abbiamo sentito alcuni esponenti appunto delle fondazioni, cooperative sociali, c'è una bella collaborazione in atto, c'è un modello da una parte, fondazioni che sta cambiando, insomma senza dubbio è un rapporto virtuoso che può generare una ricchezza per il territorio. Sì, mi pare che siano emersi sia alla tua destra che alla tua sinistra due novità fondamentali rispetto ad un paradigma che va superato. Da un lato la fondazione non è una cassaforte che ogni tanto si apre, si tira fuori un pacchettino di euro e si cerca di fare qualcosa magari di buonissimo. Dall'altra parte le cooperative sociali non sono soltanto dei soggetti che erogano servizi, ma sono soggetti portatori di idee innovative. Mi pare che siamo quindi di fronte ad un cambio di paradigma in cui le realtà non sono più depositarie di un ruolo specifico, chi fa l'intermediazione tra l'impresa e il terzo settore, chi fa il progetto sociale, chi produce il valore alle imprese, ma siamo in una logica di obiettivi condivisi. Allora, obiettivi condivisi devono portare ad azioni condivise e poi ad un impatto che non è l'impatto del singolo soggetto, che quindi potrà dire cosa posso fare io per il territorio, ma cosa possiamo fare assieme per il territorio. Tra l'altro interessante l'input che è partito nel coinvolgere il coinvolgimento necessario delle aziende in questo binomio che si genera tra cooperativa sociale e fondazione. Certo, perché io penso che l'impresa sociale, ma anche l'impresa, chiamiamola tradizionale, è un agente di cambiamento sociale. E quindi se vogliamo generare cambiamento, e generare cambiamento significa migliorare la condizione di vita delle persone, partendo dai più fragili, ma non soltanto, le fragilità sono molte, migliorare l'impatto che le produzioni hanno sulle risorse ambientali. Se vogliamo fare questo, dobbiamo pensare alle imprese partendo dall'impresa sociale, l'impresa tradizionale, l'organizzazione del terzo settore come agenti del cambiamento. Allora, se vogliamo pensare a questi come agenti del cambiamento, dobbiamo coinvolgerli nei processi di cambiamento. Un altro accenno molto importante che è stato fatto è quello alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, penso in questa fase abbia bisogno anche di essere stimolata per avere delle idee di innovazione sociale che probabilmente la politica come corpo sociale intermedio oggi non ha più. Corrono a velocità diverse le aziende, la pubblica amministrazione. Come colmare questo gap? Perché è forse lì che ci si gioca la partita nei prossimi anni, no? Sì, certo. Come colmarlo? L'impegno politico è anche l'impegno politico di fondazioni, cooperative sociali che stanno sul territorio. Questo è molto importante e questo credo che sia un messaggio che va mandato e va mandato soprattutto da loro che operano a stretto contatto con i bisogni. La sussidiarietà ci può essere solo se la risposta al bisogno è una risposta radicata nel territorio. Questo mi sembra fondamentale, quindi ci vuole un grande dialogo con gli operatori degli enti locali e una testimonianza del tipo di impatto sociale che queste realtà hanno perché sia lì che cresce la progettualità e non servizi che si acquistano laddove possono costare di meno. È ovviamente esperto di economia aziendale, ha ricordato giustamente che l'essere imprenditore è un ruolo sociale, giustamente, questo terzo settore che si sta ovviamente organizzando, riorganizzando e che potrà avere sempre di più, e magari chiudiamo anche con una riflessione su questo, un ruolo attivo, l'abbiamo in parte già detto, però molto spesso non si comunica, non viene comunicato questo, no? Certo, la riforma del terzo settore sull'impresa sociale fa una grande apertura, anche se forse sotto alcuni provvedimenti c'è ancora un po' di sospetto della dimensione produttiva
del terzo settore, ma sicuramente una cosa importante non è soltanto pensare alla riforma fiscale, soltanto alle riforme normative, ma raccontare esperienze. Raccontare esperienze può far nascere idee, può far nascere relazioni e quindi una nuova progettualità. Visto che siamo in tema e chiudiamo così, che peso dà alla responsabilità sociale di impresa all'interno del meccanismo dell'impresa stessa? Perché alcuni danno un peso specifico importante, altri pensano che sia un freno a volte, no? Invece come la dobbiamo collocare all'interno di quella che è la vita di un'azienda? La responsabilità sociale d'impresa, che qualcuno dice è già un concetto di ieri, perché si va verso temi di sostenibilità, di valore condiviso, può e deve stare al centro della strategia dell'impresa, della sua identità. Lo è in ogni caso, perché anche un'impresa che inquina, un'impresa che delocalizza in modo selvaggio, anche questa ha una sua responsabilità sociale. Certo, ha scelto un modello che non è un modello di bene comune. Ringraziamo quindi il professor Mion per questo contributo conclusivo alla nostra serata, ringraziamo i telespettatori che ci hanno seguito da casa e tutti quelli che ci hanno seguito attraverso i nostri canali social e ovviamente ancora grazie al professore e a tutti gli ospiti che ci hanno preceduto.